Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo naturalmente in diretta e quindi se vorrete dire la vostra, fare delle osservazioni, mandare i vostri messaggi, porte aperte. Il tema, come vi avevo preannunciato, riguarda in generale la ristorazione. È un ambito molto interessante che ha una storia importante nel nostro paese, nelle nostre realtà del nord-est, ma in tutta Italia naturalmente. Può essere questa, diciamo, la leva anche motivazionale che ci porta a uno sviluppo, che ci porta a uscire in qualche modo dalla crisi, come dicono alcuni, puntare sul turismo dell'enogastronomia, sull'alta gamma e alta qualità di prodotto, sul servizio estremamente efficiente e qualificato. Insomma, possiamo essere veramente concorrenziali e competitivi, almeno, dico io, in quest'ambito, nonostante le tante difficoltà, perché poi immagino già e lo so, conosco le vostre obiezioni o degli addetti ai lavori nelle difficoltà anche di reggere questo periodo difficile in cui stanno cambiando gli equilibri, in cui cambia anche la clientela in modo estremamente rapido. E poi qual è la clientela appetibile e voi che magari potete essere clienti, che cosa desiderereste da un operatore del settore? E allacciato a questo ci sta naturalmente il prodotto con la sua filiera Made in Italy, con la riconoscibilità del prodotto stesso e la sua qualità. Perché il Made in Italy fa così paura, tanto che in Europa non ha avuto l'ambito e tanto agognato riconoscimento? Voi che parliamo di certi prodotti particolari, voi che parliamo delle carni per esempio. Insomma, difficoltà nella ristorazione ma anche nuove opportunità, e a questo accenneremo anche al discorso dell'Expo. Accenno perché esiste anche questo, anche se nel Veneto se ne parla non tanto, non a sufficienza, forse addirittura pochissimo, esiste ed è una grandissima opportunità. Parliamo di questo con il nostro esperto, quindi ben arrivato qui con noi Federico Menetto, che è gourmet principalmente, originario di Chioggia, quindi nel veneziano, ha fatto un'esperienza al Caffè Pedrocchi come direzione generale proprio nel centro, in cuore di Padova, però poi si è buttato all'estero, quindi è riconosciuto a livello internazionale, nazionale, come esperto nel settore dell'enogastronomia. Io tra l'altro vedo che lei è consulente per lo sviluppo di progetti nel mondo dell'enogastronomia, quindi sì, parlare di progettualità è molto interessante, e qui un occhio e un orecchio attento anche da parte delle famiglie per i giovani, perché vorrei parlare anche dell'aspetto dei giovani e di opportunità occupazionali. Gourmet, dicevo, membro del Best Italian Wine Award, premio organizzato per premiare i 50 vini italiani più famosi e più buoni al mondo, quindi anche nel settore wine bar in certo qual modo, membro del comitato tecnico-scientifico di Bergamo verso l'Expo, ed eccoci qua a toccare anche questo aspetto, dove in Lombardia, dove lei principalmente adesso si sta muovendo, se ne parla parecchio, dove invece nel Veneto, che ci sarebbe tanto da fare, se ne parla molto meno, perché il Veneto è un po' così, guarda il qui e ora, va avanti testa bassa, cerca di risolvere i grandi problemi del momento, però non vede anche delle grandi opportunità che si possono aprire e che sono vicine dietro di noi. E allora vediamo un attimo come inquadrare questo, il settore, diciamo così, enogastronomico, chiamiamolo in senso lato, e della ristorazione in senso specifico, in questo periodo ben preciso, economico non facile, secondo il suo occhio prospettico. Beh, il mio occhio, la mia posizione parte sostanzialmente dai ristoranti del nord-est che frequento grazie anche, devo dire, alla collaborazione con la guida al touring dei ristoranti, che mi permette ogni anno di entrare in un centinaio di ristoranti in Veneto, in Friuli e in Trentino Alto Adige. Dunque la fotografia che vorrei dare è certamente quella dei ristoranti di alta gamma, dove il senso della competizione c'è e fa parte delle battaglie che ogni giorno reggono i ristoranti di alta gamma, oppure stanno anche loro? Alcuni certamente sì, è difficile trovare posto in alcuni ristoranti di alta gamma, anche quando la spesa è alta, no? Quando supera le tasche normalmente delle persone. Normali, diciamo, la classica, tra l'altro la guida al touring diamo uno spazio importante ai ristoranti di fascia media, perché le famiglie, io ho 3 bambine, dunque so che cosa vuol dire entrare in un ristorante e pagare il conto per 5 e non per 2 o da solo, e dunque quando il conto si presenta
un pasto a 50 euro non è il costo del pasto, perché sono 50 per mia moglie, per le 2 bambine che magari mangiano meno e l'ultima che non mangia proprio. Dunque certamente il focus va su questo target, che è il target importante, però basterebbe magari il sabato sera chiamare, provare a prenotare in anticipo un ristorante e vedere che comunque si fa difficoltà all'ultimo momento magari a trovare posto. Non è il caso di tutti, ma di alcuni sicuramente sì, quelli che eccellano, quelli che hanno fatto un percorso non solo gastronomico o che hanno un'offerta di carta di vini importante, eccetera, ma che hanno magari fatto un percorso proprio in questo momento qua, lo vorrei chiamare manageriale, cioè hanno provato a rivedere alcune posizioni di come affrontano il rapporto col proprio cliente, che spesse volte, probabilmente nei momenti importanti dove il cliente comunque riempiva, non è stato fatto questa attenzione, si è un po' perso questo rapporto. Certo. No? Ecco, una cosa particolare, anche questa, tremenda nella sua essenza. Se un ristoratore, anche di un certo livello, sbaglia una volta, quindi non soddisfa il cliente per varie ragioni, ci sono molteplici, anche uno chef che sostituisce un altro, può capitare, eccetera. A quel punto tu il cliente, se lo perdi perché non è soddisfatto e magari non torna più, non lo recuperi, perché è difficilissimo, non è che vai a casa a bussare, senti, torna, certo, guarda, scusa, ho sbagliato, perché è così, cioè non ti sei trovato male in un ristorante una sera dove tra l'altro magari non paghi 2 euro, certo, perché se paghi 2 euro, vabbè, la convenienza di carattere economico, certo, non va fuori con tutta la tribù, la famiglia e quant'altro, certo, ci va per questa ragione, ma se no non torni più e non lo recuperi, ed è questo tragico. Se viceversa tu il cliente l'hai conquistato per il tuo carisma individuale, per la tua capacità di coccolarlo sotto tutti i profili, anche un errore in virtù di tutto l'insieme può passare. Ed certo, è una cosa molto particolare questa, e vale tanto per la ristorazione specifica dei ristoranti quanto per qualsivoglia ristorazione. Certo. Anche la vendita di prodotti di qualità, cioè vendi un formaggio che comunque perdi il cliente e non lo vai a recuperare, cioè non c'è, Santi, dovresti fare una campagna mediatica comunicativa battentissima dicendo che hai cambiato gestione per riconvincerlo a tornare. Certo. Questo ha creato dei grossissimi problemi in molti che magari hanno... Certo, crea un problema perché le chance sono poche che il ristoratore ha. Sono poche, veramente. Sono poche perché quando entro in un ristorante la nostra tradizione, la nostra cultura e dunque il nostro livello di conoscenza è alto, in generale è alto, perché comunque forse un po' meno le nuove generazioni, ma sicuramente la mia a casa già la mamma e la nonna già cucinavano bene, dunque già abbiamo imparato rispetto magari all'ambito estero a mangiare bene già nella nostra tavola, e dunque quando usciamo il nostro criterio di giudizio è molto alto, la nostra aspettativa è molto alta, soprattutto se il conto incomincia a superare i 25, i 30, i 35 euro, incomincio a volere qualcosa di più, ma quel qualcosa di più non lo ritrovo solo nel piatto o nel bicchiere di vino, che diciamo mediamente è molto buono. Quello che si giudica spesso è proprio quella che così viene chiamata food experience, cioè l'esperienza che faccio dentro un ristorante, dall'accoglienza al servizio, ai piatti, alla preparazione, a quella esperienza che pago per fare questo tipo di esperienza, un po' come quando vado al cinema o come quando entro in una macchina o quando faccio qualsiasi altro tipo di attività. La cura di ogni particolare credo sia il segreto di successo del ristoratore, e voglio anche attingere un po' alla tradizione veneta rispetto alle altre regioni italiane delle osterie, cioè il Veneto la ristorazione in Veneto si è fatta attraverso le osterie e le grandi figure dell'oste, e l'oste non era esclusivamente uno chef, oppure era un po' di tutto, entrava in sala, salutava, preparava, personalizzava il menù per il proprio cliente. Ce ne esistono ancora osti. L'oste esiste per una cena da 25-30 euro, esiste anche un oste da 100, 150, 200 euro. E che cosa cambia? Esatto, che cosa cambia tra i due? Cosa cambia? Cambia la qualità lì cambia la qualità della ricetta, cambia la qualità dell'offerta gastronomica, la qualità della materia prima. Per cui chiaramente in un ristorante dove spendo 25-30 euro non posso certamente pretendere di consumare piatti nobili della nostra cucina, materie nobili della nostra cucina. Viceversa, in un grande ristorante posso permettermi di non solo accedere a materie prime
rare o introvabili, però trovo anche un percorso di menù, di ricetta, attraverso le nuove tecniche, attraverso le nuove possibilità che lo chef sa fare, che premiano la mia attesa, la mia voglia di passare una serata, l'aspettativa. Però le dico una cosa, parlando anche con l'associazione di categorie, poi a Padova abbiamo degli operatori molto qualificati, tra l'altro nella fattispecie, ma poi a livello veneto, andiamo nel Trevigiano e quant'altro, dicono che si trovano costretti per mantenere una soglia di prezzo, visti i costi in aumento, perché basta parlare di qualsiasi cosa, dal trasporto all'energia elettrica, alla tassazione, tasse adesso, a tenere costi fermi o variarli di un punto molto basso in percentuale, e quindi va a detrimento della qualità. Dicono, beh, andiamo a prendere quella qualità leggermente inferiore, lo chef bravo riesce a sistemare ugualmente le cose e facciamo così. Questo avevo parlato direttamente con operatori e mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché dico, ho capito il discorso, non è vero, cioè non è giusto che tu ci rimetta, per carità, però non è neanche giusto che tu prenda in giro in questi termini chi l'avventore. Perché l'avventore poi se ne accorge, cioè a me è capitato direttamente di persona e me ne accorgo perfettamente, dal prodotto più banale che può essere un prodotto di pasticceria, dove senti il retrogusto che ti resta eccetera e non torni mai più e non ti recuperano mai più perché non fanno i miracoli, al magari pesce che hai sentito che aveva un sapore alterato o la carne che non era quella di prima, però si fa così. È corretto questo per rientrare nell'equilibrio qualità-prezzo. Esatto, che sono sempre conti che bisogna fare. Assolutamente. Se prendiamo mediamente il ristorante medio, l'offerta a menù purtroppo spesse volte è uguale. No? Dunque da un ristorante a un altro abbiamo sempre, tanto per passare ai secondi, il classico filetto. E certo, è vero, probabilmente quando le persone, o la tagliata, no? Banalmente. Quando non abbiamo altri tagli di carne. Non abbiamo altri tagli di carne, sono due tagli nobili, purtroppo sono rari, nel senso che comunque di un grande animale il filetto è la parte più piccola, pesa 2 kg su una bestia che ne potrebbe pesare più di 400. E che cosa succede? Che se tutti mangiano il filetto, chiaramente il prezzo si alza. Che cosa succede? Succede che ogni tanto il ristoratore dovrebbe uscire dalla propria cucina, incominciare a offrire piatti con tagli diversi, far cultura, insegnare. Portare a tavola quella parte dell'animale che costa meno, utilizzare la scala del prezzo, cioè facendo notare che è un piatto che costa meno e che può dare la stessa soddisfazione, e continuare, insistere. Chiaramente il problema è avere questo tempo di uscire al ristorante, ma proprio lo dico perché se abbiamo meno clienti coccoliamoli di più, se abbiamo meno clienti togliamo magari qualche tavolo. A volte entro in ristoranti che ci sono 5-6 persone e 50 tavoli, togliamo via un po' di tavoli, li metteremo il sabato quando avremo bisogno, ma durante la settimana facciamo questa fatica, entrare in un posto che sembra vuoto, esatto, sono piccole strategie però molto importanti effettivamente. Adesso andiamo in pubblicità, poi sono due cose che secondo me meritano di tornare. Da un lato il fare cultura, per esempio i tagli diversi, i tagli minori cosiddetti di carne invece importantissimi da valorizzare, che possono far risparmiare da una parte e arricchire un'esperienza sensoriale, plurisensoriale dall'altra. Dall'altro lei è accennato all'inizio alle famose guide. Fari accesi sulle guide, che hanno perso con il tempo di credibilità, a fronte di altre guide che invece ne hanno guadagnato, che erano minori, considerate meno importanti, più così, però ne hanno guadagnato. E questo è un altro tema da approfondire. Pubblicità, poi torniamo insieme. Rieccoci insieme. Allora, da un lato volevo fare appunto l'osservazione proprio per spiegarla anche a voi sulle guide. C'è stato un gran parlare su queste guide e ovviamente c'è chi dice che si fregia di stelle perché non per meriti ricevuti, eccetera. Ma allora la credibilità dove sta? Vediamo un po' di chiarire questi aspetti. Quello che rende credibile un ristorante è sempre il mercato.
mercato, dico sempre, può essere forse un po' ignorante ogni tanto, perché viva Dio, la cultura non può essere su tutti i settori, ma non è certamente stupido. Dunque il mercato premia sempre il ristorante, non nel breve periodo, ma nel medio e lungo periodo premia sempre ristoranti di qualità, che fanno qualità e non tradiscono le aspettative del proprio cliente. La questione delle guide è una questione complessa. Diciamo che ci sono alcune guide, 4-5 importanti in Italia, che non perché vi collaboro direttamente, ma perché vedo come operiamo, e con la perizia con cui e l'esperienza che i critici gastronomici ci mettono, la passione a creare queste schede, e inevitabilmente a dare dei voti, una classifica che serve non a giudicare, dunque certo, non a premiare il più bravo e diciamo a voler eliminare dal mercato il meno bravo, ma soprattutto vuol dare stimoli, vuole dare opportunità, vuole dare discussione, dialogo, no? E queste sono le guide cartacee che oggi comunque si trovano in web, si trovano nelle applicazioni, eccetera. Ci sono invece dei movimenti di siti web, ma si può dire certamente come TripAdvisor, che è gestito direttamente dalla rete e certamente ha creato alcune opportunità, ma alcuni amici ristoratori mi dicono alcune guide hanno fatto la nostra fortuna, soprattutto per esempio danno l'indicazione al cliente estero o al cliente straniero o al turista. Io certo, che arrivo a Padova e voglio avere un'indicazione sui 100 ristoranti, apro una guida gastronomica, ne trovo 10, non ne trovo 100, ne trovo 20, però so che quei 20 posso leggere una recensione di un recensore che sarà pure andato, ha scritto delle cose, io posso anche commentare e interagire. Le guide gastronomiche, prego. Sì. No, infatti, le guide gastronomiche hanno premiato, però hanno sempre premiato il Veneto e tutto il nord-est. Ma funzionano ancora? Quello volevo chiedere, perché lei ha citato proprio il TripAdvisor della situazione, ed è quello un po' che è stata la morte e la vita di molte realtà del settore. E tanto stanno arrivando diversi messaggi, uno adesso lo leggo perché sennò proprio li perdiamo. Uno ha chiuso e riaperto 3 pizzerie ed ancora mette nella pizza un salamino puzzolente che quando lo presenti al cane questo gli si drizza il pelo sulla coppa. E un altro messaggio diceva che se gli operatori del settore facessero una cena, un pranzo a 20 euro con prodotti del territorio, le persone non andrebbero solo il sabato, e quindi il discorso del contenimento costi per rendere l'accessibilità, la fruibilità maggiore, anche questo dopo accenniamo. Però quello che volevo chiedere, il TripAdvisor della situazione ha una grandissima credibilità. Io ho parlato con operatori e mi hanno detto che veramente hanno fatto la loro fortuna, più che le guide che erano in passato, perché ormai il passato è anche 3 anni fa, cioè siamo adesso in un'altra era. Perché? Perché il passaparola e l'osservazione su tanti aspetti, dal servizio, la qualità e il prezzo, non da ultimo, gioca meglio e forse è più credibile alle persone che non queste guide che tengono in ordine altri criteri. Proprio in questo periodo, prendo in esame questo periodo, che è molto particolare e diverso da quello appunto di 2 anni fa. Sono le guide si rivolgono, come tutti gli strumenti editoriali, a target diversi. Infatti spieghiamo questo bene. Chiaramente le guide gastronomiche, come la guida Michelin, come la guida dell'Espresso, la guida del Touring, e la guida del Gambero Rosso e la guida di Identità Golose, si rivolgono, diciamo, selezionano i migliori ristoranti, che non vuol dire i migliori in assoluto. I migliori che loro hanno voluto selezionare. Può essere che nella scala tra i 10 migliori ristoranti del Veneto, per esempio, se ne possono inserire 1 o 2 che vengono a mancare. Ma se non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo. Chi eccelle ci mette un po' di tempo, ma il mercato lo premia e dunque ci metterà 1 anno di più, 2 anni di più, ma poi entra. Non esiste, almeno mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a smentirmi, non esiste un ristorante di altissimo livello che dopo 3, 4, 5 anni non sia entrato in una guida gastronomica. Bisogna resistere però a questo periodo, questo è abbastanza, questi 2-3 anni iniziali che sono molto difficili. Assolutamente. Di avviamento, chiamiamoli così. L'avviamento, ripeto, il ristoratore si deve dotare di nuove strategie, non sono sufficienti le strategie
del passato e direi le strategie del passato di un particolare passato, cioè quello tra la fine degli anni '80 e questo periodo, perché che strategie erano? I nostri padri, i nostri nonni hanno fatto la ristorazione in Italia, quella che conosciamo e che ci ha permesso a noi di poter dire Made in Italy. A quelli un po' dobbiamo ritornare, perché era gente che viveva 20 ore in bottega, che conosceva, che viveva di quello, che non si permetteva grandi enormi lussi e che curava il cliente come fosse di famiglia, perché l'oste, quando entri in un'osteria o in un ristorante e identifichiamo questa figura del ristoratore, sappiamo ognuno di noi che entri e ti sembra di essere a casa, perché se non farà di tutto per accontentarti. Invece spesse volte entriamo nei ristoranti, sono 5 portate, 6 portate, 8 portate, io che invece voglio mangiare la ottava, la nona, ma banale, un uovo. Quanti ristoranti offrono ancora l'uovo? Uno dice, ma vai al ristorante per mangiare l'uovo? Certo, perché magari vado al ristorante per lavoro, come faremo poi noi, magari mi voglio mangiare un uovo. Proveremo a chiedere al ristoratore a cui abbiamo prenotato se ci fa l'uovo. Se ci farà l'uovo sarà un ristoratore che ci premia, non sarà premiato dal punto di vista della creatività, ma sicuramente ci premia noi che magari oggi vogliamo mangiare un uovo alla coque o un uovo poché. Quindi recuperare anche il piatto semplice, fatto in modo semplice, che possa, e questo è un altro aspetto. Andiamo in pubblicità, però voglio parlare di un'altra questione. La pietanza che sia in proporzioni adeguate, ma fatta con ingredienti che di qualità, che non ti portino poi ad uscire in certe condizioni, quindi appesantito o troppo grassa, perché io ho visto all'Opera chef, tra l'altro anche di ristoranti abbastanza quotati, dopo bisogna vedere, che però abbondavano in grassi di ogni genere, in sale, glutammato, in cui per forza poi ha sapore, mezzo chilo di burro, non so. Non dirlo a me che sicuramente mi guarda la mia dietologa e dunque in qualche maniera mi ricordo tutto. Esatto, ma il problema è questo. Assolutamente. E poi tante persone che sono a dieta non si trovano bloccate ad andare fuori la sera in un ristorante quella volta alla settimana che magari possono andarci o quando capita, perché ovviamente diventa un attentato alla propria salute, e sappiamo bene che è difficile. Questo è un altro aspetto. Pubblicità, poi torniamo insieme e affrontiamo anche questo. Allora, intanto noi stavamo chiacchierando fuori onda, sempre momenti anche interessanti, perché volevo, a parte far rispondere alla domanda, il discorso delle quantità di alimenti e qualità. Quantità perché molti avventori, cioè coloro che vanno poi nei ristoranti, lamentano che le dosi sono sempre più piccole, e che tu mi metta a dieta nel ristorante non è neanche corretto, starò a dieta nel senso del quantitativo, consentimi di mangiare solo una pasta, però dammi una dose adeguata e non darmi il pugnettino e me lo fai pagare tanto quanto. Però la qualità degli ingredienti, quindi troppi grassi per far rendere il sapore, tanti grassi, poi sostanze di ogni genere che fanno male alla salute, quindi compatibilità tra una dieta sana, giustamente mi raccontava il nostro gourmet che lui è a dieta, come fa a passare centinaia e centinaia di cucine e di ristoranti a dieta, eppure ci riesce, ed è compatibile questo con tutti i problemi che tutti hanno, di intolleranze, di regimi dietetici, di colesterolo, eccetera. Leggo anche un altro messaggio che è arrivato: alcuni ristoratori e pizzaioli dovrebbero aprire una tabaccheria e fare i gommisti. In un ristorante ho ordinato Faraona e mi ha portato 3 schiene di spolpate, 3 schiene già spolpate. Vabbè, infatti succede ormai di tutto e di più. È compatibile questo? Sì, la parola dieta non mi piace molto. Diciamo che il regime alimentare controllato fa parte di quell'educazione alimentare che io consiglio di fare a tutti, perché si gusta meglio, si sta meglio e contribuisce comunque a poter gustare meglio le cibi e le bevande, soprattutto, perché il mio problema principale deriva dal vino, dunque continuo a degustare vini per lavoro e dunque chiaramente sono difficilmente smaltibili, però ho dovuto certamente chiedere aiuto a un professionista, anzi a una professionista, per darmi una mano a capire quale poteva essere il mio regime, e mi sono educato, ho fatto dei sacrifici, ho imparato, ho studiato,
ho provato a capire come potevo mettere insieme gli elementi della mia cucina, scelgo al ristorante, dunque non sono più disordinato e cerco di, in qualche maniera, e mi ha premiato non solo perché ho abbassato la massa totale dei miei chili, non ancora sufficienti, ma certamente mi ha dato la possibilità di poter dominarmi a tavola senza perdere l'entusiasmo, il gusto, che quando ci siede a tavola di poter mangiare appunto una bella quantità di pasta, una bella quantità di carne, però farlo secondo l'educazione. Purtroppo a volte l'approccio con la cucina è un po' disordinato, no? Invece il gusto, come l'alimentazione, è una questione di educazione, si va educati, occorre andare a scuola, d'altra parte non a caso ci sono le scuole che formano certo. I palati di degustazione. Ma questo è un po' di educazione, non dovrebbero farlo anche gli operatori del settore, ai loro clienti, a farlo. Sì, io credo che alcuni ci sono, alcuni ristoranti, alcuni ristoratori su questo sono molto attenti, sia alla questione degli abbinamenti sia alle questioni delle intolleranze. E oggi la questione delle intolleranze sia per l'allergia sia intolleranze come le celiachie eccetera, c'è molta attenzione, questo sia nei ristoranti che anche nelle pizzerie. E quei ristoranti vengono premiati perché laddove c'è un celiaco ci sono 4 o 5 persone che devono scegliere un ristorante per celiaci. Certo. Io sono una persona in compagnia che è celiaco, devo scegliere un ristorante che lo possa accontentare. Dunque è il celiaco che muove, è il decision leader, è lui, non è gli altri 4 che invece intolleranze alimentari non ne hanno. Dunque è anche questa è una bella attività, però poi se prendiamo i 100 ristoranti, poi su questo qualcuno trema perché non sa oppure non è così informato. Sono piccole nicchie oggi che però possono diventare grandi occasioni assolutamente. Mi è arrivato un altro messaggio che diceva che in fin dei conti TripAdvisor non è così credibile perché gli stessi operatori, gli stessi ristoratori con sconti, con promesse di sconti o agevolazioni convincono i loro clienti a fare questo tipo di comunicazioni, per cui ha perso di credibilità. È vero questo? Vi risulta? Sì, risulta, sono narrate dai fornitori che offrono, se ne sono dette tante. Io credo che l'oggettività, il gusto sia una cosa oggettiva, ha a che fare con la soggettività di ognuno che entra al ristorante può apprezzare o meno, però la qualità, l'eccellenza di un piatto, la disponibilità di un cameriere, il sorriso di una persona quando paghi il conto, l'offerta, credo sia una cosa che è abbastanza oggettiva, insomma, mi posso aver creato una discussione con un mio collega se arrivare a un punteggio o a un altro, ma mai sull'eccellenza di un ristoratore. Dunque ci sono dei caratteri che sono distintivi dell'eccellenza e della bontà di un ristorante. E facciamo un cenno perché merita il discorso dell'Expo, sì. Può essere una grande opportunità perché dicevamo fin dall'inizio vi daremo anche delle strategie per poter venire fuori da questa situazione un po' di impasse, se si può parlare di impasse per l'enogastronomia. Che cosa offre l'Expo? Lei che vive nell'area lombarda. No, l'Expo io sono estremamente convinto, ma non per ottimismo, perché un po' vedo il passato, alcuni territori che hanno fatto una giusta riflessione rispetto agli Expo negli altri paesi, sono sempre stati un momento particolare. Un po' come i grandi avvenimenti sportivi, le Olimpiadi, i campionati del mondo, sono sempre un momento particolare dove magari non si può giudicare nel breve periodo tutta la portata o magari tradisce l'aspettativa di molti perché si sono magari fatti un'idea. In verità l'Expo io me ne occupo ma un po' perché sono stato chiamato appunto dalla provincia di Bergamo, su Bergamo verso Expo, a partecipare ai dialoghi, alle tematiche e dunque a parte degli eventi. E un po' perché personalmente quegli argomenti, l'Expo parla di alimentazione sostenibile, alcuni sono argomenti che aiutano a fare una riflessione. Dunque magari uno non ci andrà manco a Milano a vedere l'Expo, però quella riflessione è un momento in cui l'Italia si può concentrare. Ritengo anche che la filiera enogastronomica e turistica italiana sia sostanzialmente probabilmente l'unica dove abbiamo maggior vantaggi competitivi e dove occorre veramente investire e fare uno sforzo, e segnali positivi in giro per l'Italia, dalla Valle d'Aosta alla Puglia, ci sono.
e su questi ci conto. Non voglio fare pubblicità a nessuno, però anch'io ho il mio ristorante quest'anno, il mio pranzo preferito l'ho fatto a 1600 metri in una valle sperduta del Trentino Alto Adige. Ristorante sempre pieno, a 1600 metri. Caspita. Dunque, voglio dire, l'eccellenza paga lo sforzo del ristoratore, paga gli anni, perché non sono nati, sono 3 generazioni, sono a 1600 metri, ma solo negli ultimi anni sono arrivate le guide, è arrivata l'eccellenza, sono arrivati i premi, e premi allo sforzo di 3 generazioni. Oggi a volte pensiamo che aprire un ristorante in 2 anni, 3 anni vogliamo avere subito non solo la soddisfazione economica, ma addirittura entrare nelle guide, entrare a avere il locale pieno, eccetera. Non è così, si parte in piccolo, 5 tavoli, 6 tavoli, 10 tavoli e poi si apre, si apre, si apre. Ecco, però una cosa che volevo chiedere se è importante oppure no, secondo il suo punto di vista, che non avere più chi si arrabatta a fare lo chef della situazione, visto che abbiamo tante anche trasmissioni di chi si cimenta senza... Ecco, perché forse questo non è più sufficiente, cioè uno non esce per mangiare perché ha fame e prende il cosciotto di pollo, che poi al pollo anche lì apri un mondo, lasciamo perdere, ma vuole forse degustare qualche cosa, cioè bisogna avere una cultura della ristorazione, ma cultura vuol dire anche aver fatto delle scuole, saper combinare gli ingredienti, non fare abbinamenti strani o no? Dobbiamo avere un po' di pazienza su questo, nel senso che sicuramente le ultime generazioni di italiani che si sono rivolte al turismo e all'enogastronomia sono i nuovi giovani. Che forse hanno questa preparazione. Quando io dovevo scegliere la scuola da fare, alle medie, finite le medie, certamente nessuno mi ha consigliato la scuola alberghiera. Mi hanno detto che sarei dovuto diventare un medico, un avvocato, un commercialista. Adesso questi erano certo. Oggi anche ragazzi bravi che vengono fuori dalle medie, che hanno una certa aspettativa, una certa creatività, vengono portati dentro le scuole alberghiere. Per fortuna il Veneto e il Nord-Est in particolare ha scuole di ristorazione eccellenti, dove la formazione è non solo professionale ma è importante, certo. E credo che anche le istituzioni su questo hanno investito molto. Io per una serie di giurie, di premi gastronomici eccetera vi partecipano. Le scuole alberghiere e i centri di formazione professionale su questi hanno la capacità addirittura di stupirmi, ragazzi di 18-20 anni che hanno già quella sensibilità del grande chef. Tra l'altro credo televisivamente parlando, so che in una trasmissione nazionale c'è proprio questo ragazzo che ha 15-16 anni che io ho incontrato, 16 anni in una scuola alberghiera di Roma, è diventato un mito televisivo un po' così, però effettivamente lui ha una grande responsabilità su questo, perché insegna ai suoi coetanei che è possibile fare cultura, mangiare bene, cucinare meglio. E soprattutto dà delle grossissime opportunità di viaggiare, di girare il mondo e farsi esperienze multisensoriali, multietniche, che è altrettanto importante. Siamo arrivati al termine. Ringraziamo Federico Menetta di essere stato qui con noi, naturalmente di averci consentito questa parentesi piacevole, naturalmente nel settore della ristorazione e dell'enogastronomia, che fa sempre bene. Speriamo di averlo ancora ospite con noi. Grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi. Noi come sempre ci ritroviamo domani alle 12:40. Grazie. Grazie.